Un'esplosione di napoletanità al nord. Così qualcuno, stupito e ammirato, ha definito il concerto di Consiglia Licciardi. A soli 30 anni ha dimostrato una conoscenza profonda della canzone napoletana classica. Un'interpretazione da grande artista che si affida ad una voce stupenda, mentre la gestualità, sempre misurata, sottolinea con grande efficacia le note immortali della sua terra. Non era facile davvero portare il solo napoletano fra le nebbie del nord. Per me è stata una grossa emozione. Timida, quasi impacciata ad aver raccontare di se stessa, davanti al pubblico con la sua musica, Consiglia Licciardi sembra trasformarsi, forse perché la musica non ha patria e allora riesce a diventare patrimonio di tutti. La suggestione delle note cattura lo spettatore, lo ammaglia, lo affascina e quando la canzone finisce si trova ad applaudire convinto. Già il fatto che la canzone napoletana, è conosciuta in tutto il mondo, però il dialetto insomma, non si capisce e il pubblico è stato caldissimo. Guida mamma del passatore, e io con letta mia figlia cartone, di cui va diversi da cagnacore, io faccio fare Insieme al fratello Beppe, che la accompagna alla chitarra classica, la Licciardi ha fatto studi profondi sulla canzone classica napoletana, quella d'arte. Nel suo concerto ha inserito persino un canto del 1200 delle Lavandaie del Vomero, per poi toccare tutto il repertorio classico, proponendolo in modo rigoroso sulla base degli spartiti antichi. Cosa si aspetta, Consiglia Licciardi, da un lavoro così impegnativo? Ma io spero tanti spettacoli, tanto teatro, perché a me affascina molto il teatro. E io spero tanto, anche perché quest'anno abbiamo fatto molte cose, però io spero che si facciano anche ancora altre cose più importanti.